Cosa Howard? Sto provando a farlo. Sto provando a farlo partire, ma già mi sta dando problemi con l'audio. Non so perché, vediamo, forse non è compatibile con Windows Sonic per le cuffie. Vediamo. Ora è rimasto con sta schermata di caricamento. Saranno 20 secondi che carica. Che cazzo carica non è road. Io c'ho Ant purtroppo più tardi perché ieri è saltato. C'ho il partner. Minchia, è entrato, dai. Però intanto lo devo provare. Vedi, salta l'audio. Vedi? Vedi che salta l'audio? Anzi, senti. Salta l'audio. No, non capisco perché. Saprei. No, no, per PC l'ho scaricato. Cos'è? Campagna. E poi adesso la lascio. Multiplayer 12, DLC campagna 8. Quelle parti del gioco vuoi scaricare? Ah dai, ma mi fa scaricare quella roba. Dopo 100 giga mi ha fatto scaricare lì. Quanto cazzo era? La campagna per adesso togliamola. Bene. Scegli prima il pacchetto di installazione, puoi scaricare e installare. Questo. Vabbè, queste sono le personalizzazioni. Cioè, ne posso scegliere solo uno? Vabbè, capito sta cosa. Ok. Sì, sì, c'è il multi. Cioè, nel senso c'è il crossplay comunque. Ma vedi che cazzo fa? Schema comandi. No, come controller. Io... Pensa sì, sottotitoli vabbè, senza carattere medio. Elettronici no. Posto che autocontrollo. Vabbè, a me non frega un cazzo perché sono la tastiera. Uso il modello adattivo, no? Ciao Tigre. Ma devo sistemare sta minchiata dell'audio ora. E non ho capito se mi deve far scaricare altra merda. Centro addestramento, sì, addestramento che non... Ah, no minchia, continua a saltare. Così non posso fare un cazzo. Azioni. Audio. Parlare, chat vocale, i volumi, tutte le minchiate, va bene. Andiamo alle impostazioni video, ma che ci sono. Ah no, no, scusa. Non arriva, minchia. No, 1000... c'è il Full HD. 100 ok, V-Sync toglielo. Buffering ridotto no, frequenza fotogrammi minima. Frequenza fotogrammi massima. Cazzo significa minima? Limite vabbè, treno, riempi, campo visivo. Per adesso lascio così, poi vediamo. Statistiche di connessione. Ah, FPS tutti. FPS metti tutti per adesso. Ok, texture tutto ultra. Seleziona per installare texture ultra. Dopo l'installazione dovrete avviare il gioco per usare texture ultra. Bene. 10%. Ok.
Streaming Dex, filtrano isotopico, ok. Dei personaggi c'è ultra pure sì, non va bene alto. Animazioni auto, che cazzo significa auto? Migliori prestazioni, auto, vabbè, spogliatelo tu. Fusion. Ci sono un sacco di impostazioni. Boom. Come mi sa che lo togliamo. Posso togliere? No. Ok. Ancora, impostazioni avanzate. Sì, modello di diagnostica no. Ok, esci. Dove sei? L'audio continua a essere strafottuto. Capiti? Rimuovi. No, provo a riavviarlo. Ho tolto l'audio spaziale, va bene. Ok, non c'è altro. Audio, facciamo ripartire. Cos'è? Vabbè, la versione GOTY è quella con i DLC e tutte le minchiate alla fine. Continua a saltare. Cioè già proprio appena parte comincia a saltare l'audio. Ancora. Audio bug. PC, aspetta. Cazzo si dice? Sound start, audio stuttering. Che merda sta cosa, ma perché? Pure Windows si gioca, Dio porco. Ah, c'è il problema del minimum frame rate. Allora, vediamo, aspetta, vediamo un dato infatti mi sembrava strana sta cosa, frame minimi 60. E se non ce la fa la scheda video che succede? Vediamo di sistemare intanto sta cosa qua. Per l'audio non c'è un cazzo, ho tutti i driver aggiornati. Però stuttering è audio, non è video. Cazzata. Audio stuttering issue, vediamo nel 2020. Proprio sul forum di Gears of War. Dove merda sono le opzioni, Dio Cristo. Sta installando, ma forse... Non vorrei che salta perché sta installando ancora comunque. Cioè dopo che mi ha fatto scaricare tutta quella roba là, ancora mi fa scaricare merda. Cioè non vorrei che è per quello che salta, che comunque scarica. Che sei strana sta cosa. Non ho giocato a un cazzo veramente. Oh, non trovo le opzioni. Cioè, io non le trovo. Ecco, sono queste. No, manco.
Cos'è sta merda qua sotto? Sto installando campagne e multiplayer. Ma le campagne avevo messo di non installarla. Multiplayer mi dice giocabile però. Ma se non sistema sta merda dell'audio come cazzo faccio? Ah, non salta più. No, minchia. Aspetta, andiamo a controllare i valori di GPU e CPU, ma non credo sia quello. No, la CPU non è cappata e nemmeno la GPU. Non è quello. Devo fare partire qualcosa per entrare nelle opzioni, per forza. Cioè, ma è una minchiata sta cosa. Non me ne ha fatto un cazzo, questo è errore, questo non si sta ancora scaricando. Questo è Versus me la da giocabile. Partita veloce. No, lo so, deathmatch a squadre, vai. Devo sistemare sta roba dell'audio, ragazzi, un attimo. Voglio entrare in gioco solo perché dalla schermata iniziale non si riesce a trovare le opzioni, porca puttana. Di scaricare sto scaricando a manetta, sto scaricando a 70 mega. Okay. Okay, well, thank you. Ciao Bye-bye. Leonardo, grazie. Ah, che fammi entrare, quanto cazzo ci vuole? È entrato, sì, partita creata. Caricamento map. Ah, inizio, me ne ho fatto un cazzo, voglio entrare nelle opzioni, porco dio, devo cambiare quelle cose per capire se è quello. Il gioco è fluidissimo, è l'audio che è una merda. Il gioco è fluido. A 110 fps vado. Perché l'audio fa sta cosa? Dio. Mamma mia, che nervoso. Ma che cosa? Nessun fotogramma minimo a me. Sistemato? Oh, minchia mia, sistemato. No, l'audio continua a saltare. E l'ho riavviato già, ma non è cambiato un cazzo. Cioè, vado a 110 fps per dire sono tutto su ultra e alto.
E due palle poi. The fire lane. Oh, ma che cazzo sto sparando? Ah, ma questo è te con me. Ma cazzo si corre? Se si può correre. Oh. Target is neutralized. E continua a saltare, cazzo, che devo fare? Ah. Cioè, dopo che ho installato pure riavviato il computer, no, ho detto non si sa mai, riavviamo. Non lo so, non ho trovato poi nessun fix online sull'audio. Vediamo qua su sto audio, to play the sound, just find through the speakers. But on my headset of Razer 3 the audio stutters, it cuts every 2 seconds. Sì, anch'io sono su cuffia senza fili comunque, eh? Non vorrei che fosse quello il problema. Findings... ok. The PC Xbox controller, sending update to me, Xbox One X addirittura, non su PC qua. The headset wireless with the Xbox adapter, the headset connected with the USB still gives me the stuttering. I have even tried different headset connected to the controller but still get stuttering. Che cazzo? No, ma tutti deve aver aggiornati. Reinstalla e installa, no. Questi dicono che con gli headset come i miei, col pennino, collegato al PC, non hanno nessun problema. Cioè il problema loro ce l'hanno quando sono collegati con la cuffia al controller. Io ho un'altra cuffia, sempre wireless. Posso provare quella al massimo. Mm. Ah, questo problema... Che cazzo me l'aveva dato? Forse con Warzone mi era successo. Cioè, nessuna soluzione. C'è un problema diffuso. Ah, devi prima mettere quello che ho fatto poco fa, mettere a zero gli FPS minimi e rifar partire il gioco, qua mi stai dicendo. Vediamo. Not a fix. Thanks for nothing. No, non funziona, stanno dicendo. Riprovo un'ultima volta, che devo fare? Già da subito, dall'inizio si capisce. Se funziona. Lo facevo proprio da subito. Appena parte. Vediamo. E porco dio, lo fa ancora. No, lo fa ancora. No.
Abbiamo fissato un cazzo. Ah, niente, aggiustato. Vaffanculo, va. C'è qualche opzione schermo intero, a finestra o cazzate del genere, vediamo. Nel 2021 di nuovo, un altro forum con lo stesso problema. Niente da fare. Minchia, non c'è fix, ragazzi, si lamentano tutti di questo problema. Non c'è un fix. Assurdo. Cioè che cazzata, non c'è un fix, ragazzi, a sta cazzata. Un vero fix non c'è. Una minchiata che forse posso fare da qua, dal pannello di controllo, ma che stronzata, dai. Sono quelle definitive queste. La cuffia, proprietà, avanzate, si è già messo a 48. È già a 48 Hz, quindi non è questo problema. Questo l'ho disabilitato. Niente ragazzi, io in questo momento non so come fare. Al massimo, proprio l'ultima prova, proprio ultimissima che posso fare è provare l'altra cuffia, che però è sempre wireless. Eh, quindi non so che cazzo succede. Proviamo.
Ok, ho messo l'altra cuffia. Niente, proviamo di nuovo. Anche il tempo che mi ha fatto perdere, tra un po' devo andare a giocare a Ando praticamente. Qua addirittura non sento un cazzo direttamente. Non so perché. Cuffia accesa. Ok. Ah, forse questa cuffia funziona, aspetta. Forse su sta cuffia mi ha dato l'impressione di funzionare. Funziona. Solo che adesso mi mancano le installazioni. Beh, intanto lo provo qua la partita veloce che mi fa fare. Penso che ormai sarà cosa di domani. Cazzo è successo? Okay. Okay, well, thank you. Bye-bye. Ciao Giuseppe, grazie. Attesa dell'host, vabbè. Okay. Okay, well, thank you. Bye-bye. Okay. Okay, well, thank you. Vincenzo Bye-bye. Sorbo, ciao Mpare, grazie mille. Okay. Oh, Okay, che well, c'è? thank Sub you. follow. Bye-bye. Dario Di Lorenzo, ciao Mpare, grazie mille. Okay. Okay, well, thank you. Giuseppe Neri. Bye-bye. Thank you. Bye bye. Okay. Okay, well, thank you. Bye-bye. Gamatron, Jean-Claude Van Damme. Okay. Okay, well, thank you. Bye-bye. Okay. Okay, well, thank you. Bye-bye. Okay. Oh, proprio Okay, un well, thank treno you. di follow, Bye-bye. Antonino Visicale, grazie mille. Okay. Okay, well, thank you. Bye-bye. Agostino Ale di Dia. Thank you. Bye bye. Okay. Okay, well, thank you. Bye-bye. Davide Oliva, proprio lui. Okay. Ah, Okay, well, mamma mia, thank quanti you. ne stanno arrivando? Bye-bye. Daniel trovato. Grazie, Mpare. Okay. Okay, well, thank you. Bye-bye. Didi Nigu. Thank you, man.
il tigre che spamma emote. Simone Boy, grazie mille. E il Nightbot lo blocca. Ma c'è ancora come tigre? Dai, quando cazzo c'ho c'è una partita. Pare Marco Grotteria. Thanks man. Okay. Okay, well, thank you. Bye-bye. Dai, ma quanto cazzo ci mette? Gabriele Bibbo, grazie, pare appreciated. Okay. Okay, well, thank you. Zietto qui. Bye-bye. Eccola, partita creata, vai. Okay. Okay, well, thank you. Bye-bye. Marcello Santagati, o Santagati. Thank you so much. Okay. Okay, well, thank you. Massimo Bye-bye. Pintori. Proprio lui. Trappola di ghiaccio si chiama la mappa, vai. Okay. Okay, Don well, thank Pedro you. Rumolo. Bye-bye. Proprio lui. Posto di scambio, generazione. Non so un cazzo di tutto questo io. Voglio solo provare un attimo il gioco, vedere com'è. Alex Gardara, grazie mille, pare. Okay. Okay, well, thank you. Bye-bye. Eros Parisini, thank you boy. Cercate i vostri nemici e distruggeteli. Ok. Okay. Okay, well, thank you. Bye-bye. Ma cazzo si corre? Non so quali sono i tasti, come ci si abbassa. Non so niente. Okay. Okay, well, thank you. Bye-bye. Almeno per capire cosa cazzo posso fare e cosa non posso fare. Okay. No, controller, impostazione mossa, associazione tasti. Ok, correre accovacciato, barra spaziatrice, scrivo barra, tutto barra spaziatrice, accovacci di X, cammina a Z, Bye-bye. spara, mira, zoom con mouse 3, zoom, vabbè non so un cazzo del gioco, ok ragazzi. Come faccio a capire chi sono gli alleati e chi sono i compagni? Smettete di cazzo! Sei troppo brutto per stare in piedi! Io non sto capendo chi sono i nemici e chi sono gli alleati, ad esempio. Mi sto solo scaldando! Ok, percorrere con la barra spaziatrice. Ok. Tipo questo è alleato, non è alleato, che cos'è? Non lo capisco. Sì, cazzo, bel colpo! Questo che è compagno. Ah, col coso rosso sopra sono compagni, ok. FPS mi sembra che andiamo bene, no? 75, 80 poi. Si vola. Sì, quasi 100. Dove cazzo siamo? Ah, quelli che vedo in trasparenza sono gli alleati. Oh, dannazione! È una cosa che faccio Non mi piace tanto sto sistema per correre. Con la barra spaziatrice e poi il mouse non ti funziona dopo. Boh, non lo so. e non provare questa! Ops, scusa!
No, non stavo mirando a te. Che cazzo ci vuole per morire? Tanto ho una sensibilità troppo alta del mouse. Incendiaria! Fumatelo! Che cazzo ci mettono a morire? Oh. Nemico abbattuto! No, ma però lo odio. Il sistema di corsa lo odio, che questo proprio. Ve lo dico. Mi Ragazzi, piace. se spara per ammazzare. È davvero un peccato. Chiaramente non siete i guerrieri che mi aspettavo. Cioè, se almeno potessi virare col mouse, minchia, ma è troppo scomodo. Lancio flashbang! No, ma poi ti uccidono col corpo a corpo. Non mi piace il sistema di corsa per niente, ragazzi. Ma voi da controller non ve ne accorgete, ma mouse e tastiera è completamente diverso dal solito. Tipo, no, io per correre devo premere la barra spaziatrice, ok? Di solito ci salta con la barra spaziatrice. Ma va bene, ok, è quello di disabili. Il problema è che quando corri, se muovi il mouse, continua praticamente quasi ad andare dritto. Forse c'è qualche opzione. Sì, gira un po', ma devi fare dei movimenti col mouse assurdo da una parte del tavolo all'altra. O devi utilizzare i tasti della tastiera. A me è un po' scomoda come opzione. Poi, boh, una cosa, il sistema di mira non è male, ok? Sono molto cattivo. Occhio! Non mi ci trovo, ragazzi. Per niente. Non è questione di brutto o bel gioco. No, non mi ci trovo. Troppo strano il sistema di corsa. Ma poi non ho capito, dobbiamo andare per forza corpo a corpo, perché cioè questi ci vengono corpo a corpo e ci ammazzano. Tu magari riprendi 10 volte e questi non muoiono. Dobbiamo capire una cosa. Carica. Nemico abbattuto!
Ti avevo avvertiti di non sottovalutare gli umani. Forse avrei dovuto avvertire loro di non sopravvalutare voi. È finita così? La prima impressione non è positiva, ragazzi. Purtroppo non mi trovo per niente col sistema di corsa e le coperture. A parte l'universo di Gears non è che non mi piace, ma nemmeno mi fa impazzire, cioè mi lascia indifferente. Il sistema di mira è bello, non ho capito sta cosa che ci vogliono 50 colpi per abbattere un avversario. Boh, la prima impressione non... la mia, perlomeno, non è il gioco che fa per me al massimo, no che sia un brutto gioco, non sto dicendo questo. Probabilmente è apprezzabilissimo, soprattutto per gli appassionati della serie. Io non mi sono mai appassionato a questa serie, se devo dire la verità. No, non ho mai giocato ai Gears, no, avevo provato qualcosina così in passato, ma ripeto, non mi sono mai appassionato al franchise. L'universo in cui è ambientato, ripeto, mi lascia indifferente, né mi fa impazzire e manco mi fa vomitare, per dire, no, mi lascia indifferente, ecco, anche per quello non mi ci sono mai approcciato. La prima prova è questa, ragazzi, lo so, magari pensavate, insomma, un responso diverso, però questa è la prima prova. Comunque, gli faccio finire ormai di installare qua tutte le minchiate che mancano. Sicuramente gli darò una seconda possibilità, magari assieme, e poi insomma faccio una valutazione finale. Per adesso passante, vediamo se siamo con turbo sull'app. Sì, già in game su Ante, faccio partire allora. Ho giocato The Division 1, ho giocato. Già l'universo di The Division mi appassiona di più. Poi, considerando tutto quello che è successo IRL, proprio gli si addice proprio a pennello. Questa storia della pandemia, no? Già è diverso, sì, c'ha il sistema di coperture, ma già è diverso come gioco. Nella corsa, per esempio, come ritmo. The Division l'ho giocato un po' di più, poi mi ha preso a noia pure quello, però ho giocato. Cambiamo il titolo, cambiamo il gioco, più che altro. Eccolo, ma compare turbo. Cosa minchia è successo? Dio. Yeah, man. I'm coming. Il 2 non l'ho provato, però ripeto, ho provato il primo, ci ho giocato anche un pochino, fino a quando non mi ha preso a noia, ed era apprezzabile comunque. Poi vabbè, ambientato a New York, insomma, ha tutto il suo fascino, ecco. Ok, come siamo combinati qua? 2 punti che non sappiamo dove buttare. Cazzo, mi manca tiratore scelto per un punto di merda. E vabbè, non li butto così quei 2 punti, li lascio lì e vediamo come va. Reclutiamo un cacciatore nuovo intanto. Questo è gratis, lo prendiamo. E c'ha, a Springfield.
aggiorniamo. Prendiamo pure lei. Ok. Cosa? The Division è già provato. Già, sì, sì, il 2 sicuramente sarà diverso, però già il tipo di gioco è quello, già provato. Poi a un certo punto ha preso a noia. C'ho un mio amico fissatissimo, ci ha giocato tutte le sere per tipo un anno. C'aveva la squadra e robe varie. Poi impara turbo, quello è in game. Però mi ha risposto. Io ne approfitterei per cambiare di nuovo cuffia, ragazzi, e con l'altro mi trovo meglio con l'altra. Ok, anche perché quell'altra la scarica comunque. Devo riattivare il Windows Sonix, però vediamo se me lo riattiva. Sì. Ok. Facciamo comprare turbo. In game. In game, disgraziato. Faccio una prova libera, casomai, raga, una partita veloce. Starà giocando sicuramente. Ah, partita veloce. Ah no no, è pronto, estratto. Estratto. Ciao tigre, buonanotte. Che scarica, dobbiamo far fuori. No, no. Interrompi, interrompi. Ok. Cazzo faccio? A noi. Okay. Okay, well, thank you. Bye-bye. Succhino hype. Ciao, vince. La mia vecchia emoticon. Quando ho raggiunto non so quanti cazzo di follower. Che ti sta portando, Tombar? Ti sta portando buono. Ho portato buono magari io, dai. Che ho fatto? Non so, guarda, che roba. No, 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 aspetta. C'è tutto, ma che cosa ho prestato con fuoco? Ok, vai.
minchia, subito la trovo. Succhino hype. Oh, puoi coccolare. Che è 2 giorni che non gioco a Dante. Strano. Siamo combinati. La pisa silenziata dorata. Mosso. Ci sei? No, non mi caggare ora. E vaffanculo probabilmente meno male la pigliai. Che ho fatto? Che ho visto? Ma no, mangai. Stavolta no. Ma che ho visto? Chi è che mi si inna? Che non lo capisco. Tu non abbia capito. Che c'è un Igor. Non mi dire, compare. Qualcuno che ha ammazzato o zombie.
Non ha visto. Non voglio scandere le papere. Si ha, gli ho potuto tumbare. Oh! Si ha, gli ho potuto tumbare. Boom! Ragazzi, è volato, questo bastardo. Poi c'era pompa che due. Sbaglice. Correte. Correre. Ah, addirittura era correre, porco dio. Dai, dai. Allora mia cosa gli da salvare? Ehi, necromanzia, un bar, t'ha scordato. Che cazzo sono sto bastardo, non mi... C'è qualcuno qua sopra.
onne cazzo, ma che onne? C'è uno spostato qua sopra. Ma completati. Attacchi, un corpo se ne è morto. Cazzo mi hanno sparato. Ma che un cazzo mi sparano? Che un cazzo mi sparano? Che non si capisce. Non lo capisci. Distanza da uccisione a 18 metri. Non lo capisco. Okay. Okay, well, thank you. Bye-bye. Ciao, mi caga. Devi cani in cuore. Benissimo. Ah, io chi erai? Io chi erai? Io chi ci hanno sparato secondo me? Stesso sa casa fuoco qui. Bello che sto facendo la leva. Ma che corpo. Tinta sono qua. Ciao, ma che è un marino sto cosa. Andiamo, vediamo. Che cabana se già sia.
se ti vedo qua secondo sono morto. Esce la testa. Esce la testa. Mi ci ha passato la valigia, ci ha passato, dai. Maledetto, manca il secondo corpo. Manca il secondo corpo. La valigia ci ha passato, però. Esci. Esci, bastardo, esci. Cioè andiamo in estrazione, ci salviamo il cacciatore almeno. E ce l'abbiamo con pochissima energia. Basta un colpo e muore. Gioco, anzi no. Che cavolo è? Mettiamo che estraiamo. Forse anche il piano, così. No, si sistemò. Si sistemò, vero Vince? Se c'è stato qualche problema nella connessione magari. E poi vado Gears 5.
Non mi è piaciuto, un bar. Che amici miei, che i picciotti con il gruppo, dicevano che ci come assieme, non mi è piaciuto. È strano, a correre che a barra spazio di Mungiuda, per giocare da mentre che corri a fare la tastiera invece che con mouse. Poi è strano. Io spendo le soldi praticamente. Tonnaglio. Ma su, lui me ne serve. 3 punti talento, e vabbè. Posso fare lui 1 e 1, è meglio se 50, 1 e 1. Ok. Anche che scio. Non è sempre lui. Ah, ma qua, ma fa prestigio ancora. Via. Grande. Arrivo a quanto? 5.000. Prestigiato, ma va. Cacciatori, attrezzature, denaro. No, cacciatori, attrezzature e denaro andranno persi. No. Non bisogna solo restiamo così per poi mastro io mi questa storia. Gears 5, Gears of War. Vai. Ja, okay, du bist nicht. Schifo, dai.
Cazzo la bestia. Spaccam. Se c'ho un compagno. Figlio, sono capito, la tirina più male a te. Un compagno c'è, c'hai. Ah, non giocaglio. Giocaglio a bottiglia. Ho preso, cosa sta merda? Ma che lancia bombe, Dio. Ovviamente metto team per questo boss. A spottare il mostro, stavo dicendo, sa un attaccare, non lo so. A spottare è un mostro. Ah, visto cosa lo sape. C'è un mostro che ringia. Sape. Perso. C'è la gente che c'è. C'è la gente che dice no cose. Una cazzo già sopra, ecco. Ah, no. Fangoro. E vabbè. Sono d'acqua tutto lo cieco e dove la turbo slav. Devo fare qualcosa da leggio e mangiare, wow, che è? Io sono capara. Beh. Ora muoio pessimo. Tutti i bed poteri. Ah, vediamo che cazzo ne vuole, perché. Sodas.
qualcosa di mangiare però prima.
successo.
Io che c'è qualcuno, di solito non sbaglia mai. Iniziando a nord. Ecco, appena che sto iniziando a nord. Vabbè, ma sono lontano, saranno minimo 300 metri. Appunto, sono da un mosso. Buio, zombie. Molliamo. Oh, che fa? Merda. Raggio che dà, che cazzo c'è il raggio che dà?
sono aperti in cabana. Mamma mia, penso non lo manco. Mi vivo il capo. Esci. No, cazzo, che cos'era? Cazzo è stato? Ma non è che mi sparano. Cazzo mi hanno dato cutella, che cazzo mi hanno dato? Guarda. Scusa. Attaccare siamo. Ma non ho ce ne avevo. Cerco quello magari. Esci. Raga, c'erano su le scale, manco ne eravamo accorgiuti. Forse è morto. Forse è morto. Ma mi pare che gli è stata bruciata, mi pare, eh. Non ne so.
pistole silenziate a distanza di 20 metri. Ecco, ma calandura, ma colpione, facevo, ma che cazzo è, ma come colpisce? Ma quelle rene. E cinucca, perché stanno tutti catati. Che deve avere la doppia silenziata? Non si riesce a capire manco che un ragazzo spara. C'è qualcuno un mucciato qua in mezzo all'erba sicuramente. Cane come zio. Già fa. Cosa? Merda, sono ufficio. Sono ufficio. Ma è un ragazzo sempre da Inter sta alla fine. Non sparavo.
Spara aperto. Era chiuso, non era aperto. Era troppo montata. Sono scappato. No, quasi. Si sentono il chopper. Sparano. Merda. Nuca, nuca ora. casco do mar.
puntando poco fa io. A parte l'altro che poi mi ha ammazzato. No, aspetta. A scappare come sai che... Questo gli hanno preso. Sì, sì. Preso. Cazzo so. Stanno sparando, mi hanno visto, ma non capisco che onne. Tu fa bene, bastardi. Cioè, da dove cazzo spara? Capisco da dove spara.
ora sono muto. Dai. Ce ne già facciamo più. No, fai vedere. Merda. Cazzo fa Brillo? Ce l'ho sparato. Mezzo di marcia, tutto coso, come cazzo ti viene? Oh.
ci vediamo domani ragazzi. Buona Snoges. Ci dalla Snoges.